Grande successo sul Collio per l'edizione 2011 di Cantine Aperte, la kermesse enogastronomica che ha visto una notevole presenza di pubblico per tutta la giornata di ieri. Degustazione e assaggi mixate alla cultura e riscoperta del territorio, vini bianchi e rossi abbinati ad una splendida giornata di sole tipicamente friulana. Cantine Aperte serve a far conoscere, scoprire e capire la particolarità dei nostri vini. Degustazioni speciali non dedicate al friulano, tipicamente friulano. Vino bandiera promosso da una campagna ERSA che vede coinvolto anche il movimento turismo del vino regionale, grazie ad un contributo ad hoc a sostegno dell'attività annuale dell'associazione. Un viaggio tutto da gustare, una giornata full immersion dalle 10 alle 18, sempre mettendo in primo piano la sicurezza, rispetto del codice della strada, ma soprattutto tenendo sempre acceso il proprio cervello. Viva il vino, viva la nostra terra che ti porta a dire. Ciao Franco Terezzani. Quando il calcio unisce, lo si è visto sabato sera a San Giovanni a Natisone, dove la locale sezione dell'Udinese Club, denominata SGN, ha organizzato una cena per festeggiare la strepitosa stagione delle zebrette, invitando una delegazione di vari club calcistici italiani, Inter, Cesena, Treviso e Chievo. Un momento per fare festa, ma soprattutto a sancire il legame esistente con altre realtà del bel paese pallonaro, nel segno dell'amicizia, del sano divertimento e dello sport. Un gemellaggio, anzi un rafforzamento del legame, lo si dimostra attraverso un dono, niente diamanti o brillanti a 18 carati, ma semplici gesti tipicamente friulani, una cassetta di buon vino locale, il cappellino omaggio e una targa a sancire che il calcio non è solo business, teppismo o munnezza, ma anche altro. La faccia pulita dello sport, dove oggi esistono ancora persone in grado di unire passione, ardore agonistico e amore nello spirito del Barone de Coubertin. Ci sono persone, come nel caso dell'Udinese Club SGN, che ti portano a dire: c'è più gusto a essere friulani. Post scriptum, qualcuno è mancato in questo avvenimento, amen, l'importante è che noi c'eravamo.